tempo fa la famiglia aveva ricevuto lo sfratto nonostante fosse in regola con i canoni di affitto e non erano riusciti a trovare un immobile sul mercato privato. Ecco, sappiamo bene qual è la situazione degli affitti ad uso residenziale. Il 16 giugno poi le forze dell'ordine si erano recate presso la struttura per liberare alcune unità dove alloggiavano famiglie con bambini piccoli e questo aveva creato uno stato di paura e di forte smarrimento in Vivian. Racconta le ansie e le paure di una madre, l'avvocato Pastre, difensore di Vivian, la donna indagata per la morte in un tragico incidente stradale della figlioletta Favur Edewede Osabie di soli 9 anni. La bimba viaggiava con la sorellina Victory nell'auto guidata dalla 33enne quando la loro corsa è finita contro un tir il 19 giugno a Fagarè di San Biagio di Callalta a seguito di un'invasione di corsia. Dopo 4 giorni di agonia Edewede è morta al Cafoncello, la madre iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ma quel giorno di metà giugno, prima di mettersi al volante diretta all'ospedale di Oderzo per la visita medica di una delle 2 figlie, Vivian era stata all'ufficio casa del comune. Questo dunque il retroscena. Il 19 giugno, che è il giorno, e quindi arriviamo al giorno dell'incidente mortale, Vivian si era presentata personalmente presso l'ufficio casa dove non è stata ricevuta e le è stato fissato un appuntamento in una data di molto successiva. Era scossa Vivian da quando aveva visto quegli scontri sotto casa, l'incertezza del futuro forse la stava divorando durante quel viaggio in ospedale a Oderzo. Per l'avvocato non è solo una circostanza umana, ma visto il fascicolo d'indagine, una questione legale e giuridica da soppesare. Emerge veramente uno stato emotivo di forte ansia e stress dovuto a tutte queste vicissitudini e riteniamo che sia stato un elemento quantomeno di concausa del tragico evento.